ambivalenza un pericolo o anche una terapia? A te Livio, mezz'ora di tempo. Grazie. Buonasera, ringrazio per essere venuti per questa chiacchierata. La questione dei campi elettromagnetici ha ovviamente assunto una grande importanza nella seconda metà del secolo scorso, quando le grandi reti di trasporto elettrico si sono diffuse in tutta l'Europa, subito dopo la seconda guerra mondiale, già dopo la prima, ma in maniera capillare, diciamo. In Italia il servizio universale dell'Enel ha concluso, è riuscito, diciamo, a diventare universale, coprendo tutta la penisola intorno agli anni 70, negli anni 70. Contemporaneamente, proprio quando si completava la rete nazionale degli elettrodotti, quindi del trasporto di corrente, nasceva anche la prima rete di telefonia mobile a metà degli anni 70, con il primo sistema di trasmissione che era basato su onde a 450 MHz. Quindi i due aspetti, i due corni del dilemma elettromagnetico sorgono nella seconda metà del Novecento, uno riguardante i campi elettromagnetici di bassa frequenza, la frequenza industriale degli elettrodotti, dei motori elettrici, delle stazioni di trasformazione, dei grandi trasformatori, e l'altra invece l'apparire della telefonia cellulare e d'altra parte anche il diffondersi della televisione, con la nascita delle televisioni private, anche là metà degli anni 70, e il moltiplicarsi quindi delle stazioni di trasmissione di onde in alta frequenza questa volta, onde a frequenza dell'ordine delle centinaia di megahertz, milioni di hertz. Oggi la telefonia cellulare usa il protocollo UMTS che impiega frequenze di 2 miliardi di hertz. E ci avviamo con la quarta generazione ad aumentare ancora questa frequenza. Ecco il nostro l'autore, ecco l'autore a cui spetterebbe il primo intervento. Se non c'ho io perché tu non c'è. Ma adesso continuo vado avanti. Benissimo. E quindi il primo tema importante è stato comprendere se l'immissione nell'ambiente di queste tecnologie potesse causare un pericolo anche per la salute umana. Naturalmente si è ammesso subito che un pericolo esistesse. Il dibattito ha riguardato quello che una famosa sentenza del TAR di Gelsenkirchen, del Tribunale amministrativo tedesco nel 95, definì dal punto di vista giuridico e filosofico, secondo me, nel modo più appropriato, e cioè se il rischio derivante dall'impiego di queste tecnologie si dovesse considerare come appartenente a quello che viene chiamato giuridicamente il rischio residuo della vita moderna, cioè il rischio che deriva come prodotto collaterale dalla vita moderna, o se invece debba essere considerato un rischio abnorme anche rispetto al rischio residuo della vita moderna. Nel primo caso non avrebbe alcuna tutela e alcun riconoscimento, nel secondo caso merita tutela dal punto di vista sia giuridico sia dei sistemi sanitari e della protezione ambientale di diversi paesi europei. E su questo credo che il dibattito sia ancora aperto, nel senso che l'Unione Europea risponde spesso
alla sollecitazione di una parte degli stakeholders, che sono spesso invece degli shareholders, cioè delle grandi compagnie industriali e finanziarie che vogliono ridurre questo tipo di rischio a un rischio connesso alla vita moderna, quindi non tutelabile in maniera particolare. E invece altri che sostengono che è un rischio enorme. Uno dei principi dovrebbe essere verificare il livello di incidenza del danno causato da questo rischio. Per esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito dei parametri e ha detto che quando il danno letale, però non solo, ha una probabilità superiore a 1 su 1.000.000, bisogna intervenire. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di intervenire e va considerata come un'endemia, se non un'epidemia. Quando poi il danno in ambiente lavorativo supera la probabilità di 1 su 100.000, allora diventa un danno collegato al lavoro. Bene, noi insieme all'Istituto Superiore di Sanità, noi quando ISPESL nel 1997, su impulso del ministro Bini, si fece il documento congiunto Istituto Superiore di Sanità ISPESL sul rischio dei campi elettromagnetici, valutavano il rischio di leucemia infantile relativo all'esposizione di elettrodotti in 3 per 10 alla 5, cioè 3 su 100.000, quindi un rischio di un ordine di grandezza superiore a quello minimo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene appunto la soglia per intervenire. E qui però si parlava appunto di popolazioni, leucemia infantile. La cosa fu pubblicata tanto nel documento congiunto dall'ISPESL, su fogli di informazione dell'ISPESL del 97, l'ultimo numero, sia nel rapporto Istrisan 95-29, il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, il cui primo firmatario è Pietro Pompa, e c'erano anche tra gli altri alcuni firmatari come Paolo Vecchia, che poi sono diventati invece i campioni della parte avversa. Paolo Vecchia è diventato presidente del Senato fino al 2011, fino a metà 2012, tutto il 2011, che è l'organizzazione internazionale che sostiene l'Unione Europea, cioè cui fa riferimento l'Unione Europea per determinare gli standard di sicurezza, tra cui lo standard che veniva prima citato da Michele, che è 10 volte più alto per il campo elettrico, ma altrettante 10 volte per il campo magnetico, quindi complessivamente 100 volte più alto del limite italiano. Limite italiano, e io oggi avevo portato in treno un libro che è appena uscito di 2 giovani giornalisti. È scesa dal primo piano di Radio Città Aperta, che parlava, che raccoglieva le trasmissioni di questa radio romana su questo tema, e una delle cose che evidenziava era appunto questa novità voluta a Monti, il quale si potrebbe osare dire vigliaccamente, perché non apertamente, ha in parte scardinato la legislazione introdotta in Italia nel 98, recante i limiti di esposizione italiani, che diciamo sono 10 volte più bassi di quelli europei per il campo elettrico e altrettanto per il campo magnetico, in un modo, come dire, surrettizio. Cioè, cosa ha scritto? Ha fatto uno degli ultimissimi, proprio in causa venenum, il decreto legge sviluppo 2 o crescita, la vendetta 200 sviluppo 2 la vendetta 279 del 2012, 27 novembre 2012, ha messo un articolo, l'articolo 14,8, in cui dice semplicemente sì, i 6 voltmetro vanno bene, però devono valere solo per gli edifici abitativi. Prima valevano in ogni edificio e anche nelle pertinenze degli edifici all'esterno. Scusi, sai che faccio un po' fatica a sentire, forse ho un problema, si può parlare procedurale? Più forte? Sì, si prova. Scandisci di più. Diventa un po' buffo. Sarà limite. Diventa buffo. Dunque, in Italia
Italia c'è questo limite di 6 volte metro e 16 mA per metro per il campo magnetico per le onde radio e di radiotelefonia. Un limite cautelativo ma compatibile con lo sviluppo tecnologico, tantché la rete italiana, soprattutto quella Omnitel, poi regalata a Vodafone per la scalata dei capitani coraggiosi, quella rete là viene considerata la migliore rete europea come qualità e quindi un limite del tutto compatibile con lo sviluppo tecnologico, anche se certamente più prudente di quello europeo. Ora però il governo ha deciso di fare la quarta generazione, non l'ha deciso solo il governo italiano, l'ha deciso l'Europa, la quarta generazione della telefonia con l'LTE, un altro protocollo che utilizzerà frequenze intorno ai 6 GHz, 6 miliardi di hertz. Per fare questo sono state pagate, udite udite, le licenze. È stato fatto il bando dal governo Ultimo degli ultimi atti del ministro, come si chiama quello di quel po' grosso? Romani, del ministro Romani, il quale uno degli ultimi atti ha fatto questa gara. Dalla gara le società di telefonia, le solite, quindi confermando un oligopolio, per cui la gara in sostanza poteva essere, era un concorso interno, non un concorso pubblico, hanno offerto 3 miliardi di euro, che poi sono diventati poco di più, 3,9, 4 miliardi. E naturalmente a questo punto si è detto, ah che bello, è stata completata la Monti, che è stata indetta alla fine del 2011. E quindi Monti ha detto, e anche Passera l'ha detto anche in Parlamento in risposta a un'interrogazione parlamentare sollecitata dai comitati e da quanti hanno interesse, ha detto, questi hanno pagato, bisogna consentirgli di fare la rete. In realtà questi non hanno pagato, ma hanno truffato lo Stato italiano, per una ragione banale. Nel 2000, quando il governo Prodi era già diventato amato, ma insomma comunque l'aveva impostata proprio, fece la gara per la terza generazione UMTS, quella che usiamo adesso per la telefonia. Queste società dettero 26 mila miliardi di lire, 13,6 miliardi di euro. E 13,6 miliardi è più o meno il triplo, un po' più del triplo di quanto invece ha preso il governo Monti adesso. E non è ragionevole, perché l'UMTS era molto meno performante di quanto sarà l'LTE e consentirà di sfruttare non solo il mercato della fonia, il mercato della chiacchiera, della ciaccola, della comunicazione orale, ma anche il mercato della televisione, video, streaming, quindi un mercato molto più appetitoso. Ebbene, in questa situazione la gara ha fruttato meno di un terzo di quanto aveva fruttato nel 2000. Però nonostante questo Passera e Monti si sono sentiti in grande debito e si sono detti, o gli hanno detto, paghiamo la licenza ma non vogliamo spendere quanto abbiamo speso nel 2000 per creare la rete, una rete apposita. Quindi abbiamo bisogno di mettere i nuovi trasmettitori sui vecchi impianti. Aggiungeremo altre antenne sugli impianti già esistenti. Quindi coloro che erano già un po' a disagio avranno un disagio maggiorato. E questo non è molto ragionevole, perché i gestori della telefonia non si propongono di spegnere la seconda generazione GSM o la terza UMTS. Le 3 generazioni cambieranno contemporaneamente. Dunque un aumento di esposizione. E tuttavia si sarebbe potuto
mantenere al di sotto del tetto del 6 volte metro che avevamo suggerito nel 98 e che è diventata legge dello Stato. Sarebbe bastato che i nuovi impianti fossero remotizzati rispetto ai vecchi, in altre posizioni. Questo però avrebbe comportato una spesa di investimento per la quarta generazione pari a quella sostenuta per la terza. E Monti, questo questa cosa, onda non voleva darla ai gestori che l'avevano truffato dandogli 3 miliardi invece che 13,6. Per cui ha fatto in limine mortis questo comma 8 dell'articolo 14 del decreto legge 279 del 27 novembre 2012, in cui ha scritto che i 6 volte metro si mantengono, ma si fa la media su 24 ore. La media prima si faceva su 6 minuti, cioè i 6 volte metro avevano un ceiling value, un tetto, un valore tetto, tu non li puoi superare. La misura media su 6 minuti va fatta perché ovviamente il campionamento non può essere istantaneo, quindi ci vuole un tempo. E questo valore di 6 minuti è calcolato sulla base della risposta del sangue nel dissipare il calore ceduto dalla telefonia, quindi è uno standard 6 minuti che vale sia per gli americani con la norma IEEE C95.1 sia per gli europei con la norma Schengen. Tutti insomma adottano questo limite di 6 volte di 6 minuti per fare la misura. Ed è una cosa insolita che un Presidente del Consiglio, un governo, usi una legge, un Parlamento quindi debba approvarla, una legge per dettare le modalità di misura, che prima, e comunque anche contemporaneamente, e in tutti gli altri paesi non sono dettate dalla legge, ma sono dettate da una norma tecnica che viene fatta dai tecnici. E infatti anche in Italia noi avevamo una norma tecnica, abbiamo la CEI, norma del Comitato Elettrotecnico Italiano 211-7, che dice che la misura va fatta in 6 minuti. Cioè Monti è arrivato alla spudoratezza di modificare una norma tecnica per legge. Pensate, no, neanche per regolamento, per decreto, per atto amministrativo, per legge. È come dire che i cavalli devono avere un quintale di biada da una parte oppure una borsa contenente la biada che gli viene attaccata alle orecchie. Questo viene stabilito per legge. E naturalmente accanto a questa limitazione, che di fatto comporta che in realtà il limite salti, perché io in 6 minuti a questo punto posso avere un'esposizione che è 240 volte superiore a quella che avevo in base alla legge precedente, poiché in un giorno di 24 ore ci sono 240 intervalli di 6 minuti. Quindi nell'ipotesi che io sia esposto negli altri 239 intervalli non sia esposto perché me ne vado, supponiamo, posso per 6 minuti essere esposto non più a 6 volte metro, ma a 6 per 240. Sei proprio, Cioè, caso estremo. Caso estremo, il caso limite. I valori saranno tra 6 e questo valore limite che è 1440. Quindi si arriva all'ipotesi di poter essere esposti a 1440 volte. Ma non solo. C'erano altri dettagli in queste norme tecniche, per esempio il fatto che questo valore si dovesse ottenere come media sulla superficie equivalente del corpo umano. La superficie equivalente del corpo umano comporta che, trascurando la larghezza del corpo umano, si faccia una media tra un'altezza che poi le linee guida che avevamo scritto, il Ministero Sanità, Comunicazioni e Ambiente insieme nel 99, dicevano che bisogna fare una media tra il valore che si trova a 1,90 m, 1,50 m e 1,10 m, per dare considerazione anche persone alte. Chi ha conosciuto Daniela Dossin ricorderà la sua battaglia che era motivata dal fatto che il figlio era alto 1,90 m e che quindi trovava molto ragionevole
questa media. Ma a parte tutto è una media che ha senso, perché quando sono esposto a un'antenna, ad esempio radiotelevisiva, o ancora più a un'antenna di radiotelefonia, si trovano valori più in alto stop, più si trovano valori elevati. E quindi 6 volte metro potevano essere il risultato di una media che considerava anche l'altezza. Non solo, ma in molte situazioni in prossimità della Terra il valore aumenta, perché c'è una sorta di riflessione, per esempio in molti casi. E comunque molti interviene per dire la media non si fa più, si misura 1,50 m. Questa è l'altra grande indicazione. E la terza, si considerano solo gli edifici abitativi. Ma come? Gli edifici abitativi. Non le scuole. Quando uno sta a scuola non va più bene, se uno sta in ospedale, a scuola o in quelli che hanno detto i cosiddetti obiettivi sensibili, questo appare una smarronata anticostituzionale, perché tra l'altro c'è una sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2012, scusate, 2003, 7 ottobre 2003, che dice che vanno considerati gli obiettivi sensibili e elenca, anche se ovviamente non dà valori di esposizione, case di cura, case di ricovero, ospedali. Finisco qui. Arriva a Renzo poi così. Beh, no, ma io gli facevo una domanda però prima. Allora fa la prima che atterrasse. Finisco questa cosa dicendo appunto che questa legge limitativa che alza i livelli di esposizione, che alza i limiti di tutela, è anche in contrasto con il principio che è stabilito nell'articolo 130 del Trattato di Roma di non rilassamento dei livelli di protezione dai fattori ambientali. Tutto ciò comunque non è stato praticamente rilevato. Gli unici che hanno presentato un emendamento che era semplicemente abrogazione del comma 8 dell'articolo 14 in Senato sono stati Casson e Vita, ai quali il loro capogruppo l'ha fatto cassare, cioè poi hanno votato per la verità, ma comunque hanno votato contro gli altri del PD, con la motivazione che in realtà Passera gli aveva spiegato che questo aumento serviva a diminuire l'inquinamento. Ecco, con l'inversione del velo, che è un tipico metodo della comunicazione, no? Perché Passera è un maestro, essendo lui un direttore di grande banca, investe ogni anno, aveva investito quando lo era, molti milioni nella comunicazione, che è questa nuova branca che l'unico non è l'unico, no, è questa nuova branca che serve appunto a indottrinare. Un tempo si chiamava correttamente propaganda. Ancora quando io entrai in servizio nel pubblico impiego c'era, per esempio, l'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni aveva la sezione propaganda. Professore, scusa, posso chiederti una cosa? In limine mortis hai detto il governo Monti approva fa questo decreto 279 del 2012 rispetto ai dati che funzionano nel resto d'Europa. Come siamo messi noi? Cioè questi 248 il limite che c'era prima è una pura astrazione, perché non possiamo pensare che il limite sia moltiplicato, può darsi che si mantenga anche No, è un'astrazione ovviamente, sì, però mi interesserebbe sapere, anche perché penso che le persone si preoccupano nel resto d'Europa dopo questa modifica di Monti. Noi come siamo rispetto al resto d'Europa? Esiste una raccomandazione, che però l'Italia potrebbe anche non rispettare, esiste una raccomandazione che dice che gli Stati membri debbono appunto mantenere i limiti a 60, ricordavo finalmente, a 60 volte il metro, quindi solo 10 volte il campo elettrico e 100 volte in potenza il precedente limite italiano. Di fatto è un mantenere il limite italiano ma abrogarlo,
Cioè, per questo dico che è stata un'operazione, io ho usato senza mezzi termini, credo che sia legittimo, vigliacca, no? Un'operazione fatta in modo da vigliacchi, che non hanno il coraggio di dire le cose che vogliono dire, no? Cioè, adesso le chiamano riforme, che non fanno le riforme senza usare la comunicazione, cioè dicendo la verità. La riforma sarebbe stata, sapete che c'è? Abroghiamo il valore del limite italiano e adottiamo quello europeo. Sarebbe stato chiaro. Invece no, dire modifichiamo la media non lo capisce nessuno. E non lo capiscono neanche i deputati, i senatori, tant'è che probabilmente quel capogruppo che a Vincenzo Ridera, che a Felice Casson è andato a dire no, ma così si abbassa il livello di esposizione, perché non capiva. Io posso sperare. Non era bravo in matematica. Sì, non capisce il concetto che fare una misura su un tempo più ampio, un intervallo di tempo più ampio, comporta maggiori picchi. Vabbè, il discorso che faccio io invece, che sono Renzo Mazzaro, è tutto diverso, perché fino adesso ha parlato il professor Giuliani dei pericoli delle onde elettromagnetiche. Invece, stranamente, vi sembrerà, le onde elettromagnetiche hanno anche delle positività. E in questo libro che si chiama Viviamo tutti sulla cresta dell'onda, dove peraltro ho intervistato anche il signore qui, si parla dei campi elettromagnetici ultra deboli che sono utilizzati dalla medicina, in medicina, per il nostro benessere. Allora io, per introdurvi, così poi se avete delle curiosità si può fare domande, ovviamente, e abbiamo anche una persona che qui vicino a me si chiama Andrea Trevisan, che è più addentro al meccanismo perché se ne occupa direttamente per lavoro e potrà anche dirvi delle cose puntuali. Allora io per cominciare vi racconterei come è nato questo libro, che è frutto di una doppia casualità, e cioè la prima è che mi ero fatto male, mi ero rotto una spalla, sono stato fermo 3 mesi, quindi avevo un po' di tempo. E la seconda è che in questo lasso di tempo sono andato ad ascoltare il professor Emilio Del Giudice, che teneva una conferenza a Padova al centro, al club Sommozzatori. Chi è Emilio Del Giudice? Emilio Del Giudice è un famoso fisico italiano, una persona che ha 70 e passa anni adesso, come dire, è veramente un'autorità nota nel mondo. E la sua capacità è soprattutto quella divulgativa, cioè spiegare le cose difficili in modo facile, adoperando le parole giuste, cioè le parole vere, cioè i nomi propri delle cose, perché se io comincio a spiegare e banalizzo con un esempio, tradisco l'informazione che sto dando. È come quando noi andiamo dal medico e vogliamo sapere per filo per segno cosa abbiamo, anche con le parole, almeno nel caso mio, ma penso anche voi, con le parole precise. E se il medico adopera, dice ma questo qua lei no, lei vada piano, io voglio capire tutto e lei mi spieghi le cose adoperando le parole precise e andando piano, perché voglio capire bene. Ecco, io in questo libro qui ho cercato di fare divulgazione scientifica, cioè di spiegare le cose difficili in modo facile. Mi direte voi se lo leggete, se vi capiterà, se ci sono riuscito, però adoperando le parole giuste. Dicevo di Emilio Del Giudice che era interessante ascoltarlo, perché questa persona, che è un fisico nucleare, cioè che si occupa di una delle colonne dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Milano, però soprattutto un fisico quantistico, cioè quanto sarebbe dell'infinitamente piccolo, cioè del più piccolo del piccolo, della fisica quantistica applicata alla materia vivente, che questo è il punto fondamentale. Cioè, se noi, adesso come dire, cerco di farvi un esempio, se noi prendiamo una cellula e la mettiamo tra 2 vetrini di e la osserviamo al microscopio, è morta, possiamo descrivere come è fatta, ma non come funziona, perché è morta, quando deve essere così. E quindi
La biologia, ecco, molecolare ha costruito tutto un sistema di intervento sulle cellule basato su farmaci che danno per scontato che la cellula funzioni. Ma come funziona? Cioè il meccanismo di funzionamento non è stato descritto dalla biologia molecolare, è stato descritto dalla biologia elettromagnetica, che però per tanti motivi, qui in questo libro se ne spiegano alcuni, non ha avuto successo. Proviamo ad andare al sodo. Io sono stato colpito da quella volta che ho ascoltato Emilio Del Giudice, perché una cosa che sapevo ma non riuscivo a dare spiegazione, ho ascoltato la spiegazione da lui. Cioè, considerate, noi siamo fatti al 70% in peso e al 99% in numero molecolare di acqua, cioè ogni 100 molecole nostre, 99 sono di acqua e una è di altro. E la medicina però si occupa dell'1 e tralascia il 99, come se fosse, Emilio Del Giudice diceva, come se fosse acqua fresca. È acqua, sì, ma non acqua fresca, nel senso che non ha nessuna importanza. Non occorre essere medici, neanche premi Nobel per capire che se ci manca l'acqua andiamo in disidratazione, abbiamo grossi problemi, si muore molto prima di sete che di fame. Dunque l'acqua ha a che fare con il nostro benessere e anche con il nostro malessere, quindi anche con la malattia. Allora, taglio perché le cose sono anche tecniche, ma per andare veloci, l'acqua serve a mantenere, perché ne abbiamo così tanta? Perché serve a mantenere un campo elettromagnetico ultra debole che abbiamo tutti dentro di noi, che è quello che governa con l'oscillazione, governa il flusso delle molecole dentro il nostro corpo, cioè questo pulsare di vita che abbiamo non è casuale. Le molecole che noi del cibo che mangiamo se ne vanno in giro e si combinano con le cellule non a caso, sono governate da questo diciamo dall'acqua, da questo campo magnetico mantenuto dall'acqua. E la scoperta che fanno Emilio Del Giudice, Giuliano Preparata, che è un altro fisico, e Giuseppe Vitiello, mi pare che erano sempre stato bravo, adesso non vorrei sbagliarmi, è quella del dominio di coerenza dell'acqua. Il dominio, cioè l'acqua, ecco quello che sta pensando adesso il professor Giuliano, ma a voi sembra lì, cioè se non c'è un contenitore, l'acqua si disperde e noi abbiamo l'impressione che non sia come dire, un corpo unico, unito. Invece l'acqua è fatta da tanti insiemi che poi nel nostro organismo si muovono, dice Emilio Del Giudice, come un corpo di ballo, cioè si muovono tutti insieme e trasmettono con questa oscillazione elettromagnetica, trasmettono i comandi, motivo per il quale se noi siamo ammalati si può dire che abbiamo il campo elettromagnetico che non funziona bene. Allora io in teoria posso prendere la persona malata, la immergo, la metto dentro un campo magnetico ultra debole tarato su di lei, che però funziona correttamente, e posso dunque riportare il campo elettromagnetico che ha qualche anomalia, posso riportarlo a pulsare, a oscillare e a farlo tornare regolare. In teoria sto guarendo da qualunque cosa, parola grossa, però o almeno sto contribuendo a rimettere la persona ammalata nelle condizioni di far funzionare regolarmente il suo metabolismo. Questo qui è il punto d'arrivo di quella conversazione che aveva fatto Emilio Del Giudice. Io ho ascoltato quella volta, sono rimasto impressionato, mi sono detto, ma qui bisogna che faccia qualcosa. Ho sbobinato la sua conversazione, pensavo di fare un instant book, come si dice, cioè una robetta che si fa in poco tempo, invece è stato molto book e poco instant, cioè ci è voluto un sacco di tempo perché bisognava anche sentire i medici. E allora qui c'è tutta una parte del libro in cui parlano i medici che applicano questi criteri alle persone.
E allora si chiamano studi osservazionali, qui si potrebbero dire tante cose, ma taglio. Il fatto che io possa prendere una persona, metterla su un lettino dove ho creato un campo magnetico ultra debole e ho i principi per guarirla, non dico da tutto, ma per metterle in moto diciamo principi attivi che possono veramente guarirla da tutto, crea un problema serio per tutti quelli che invece pensano di guarire le persone con i farmaci. E voi capite che a livello farmaceutico, se io pensassi di estremizzare questo concetto, chiudo le case farmaceutiche. E allora diciamo è una rivalità immediata, motivo per il quale, poiché questa è una nuova branchia della medicina. Ma già applicata, esiste? Adesso arrivo. Sì, adesso poi te lo okay. Sì, è applicata, però diciamo si cerca di farlo in punta di piedi, perché vai a scomodare il gigante che ti ucciderebbe. Allora lei ha fatto la domanda, sì, esiste questo, io ho detto immergere in un campo elettromagnetico, praticamente far stendere una persona su un lettino. Chi ha cercato di arrivare a fare queste applicazioni è un fisico di Padova che si chiamava Getulio Talpo. Getulio è morto nel 2006 purtroppo in modo molto prematuro, ma era la persona che aveva per fatti suoi cercato per tutta la vita di intervenire in quel difficile confine in cui le cellule, diciamo, vengono alimentate e quindi intervenire sul campo magnetico. Quando incontra nel 1999-2000 incontra Emilio Del Giudice, lui è la persona che ha diciamo il know-how tecnico, pratico. Il giudice e Giuliano Preparata e Vitiello sono le persone invece che avevano la spiegazione teorica. Nasce così un pool che in breve riesce a macinare e a mettere a punto questo lettino, io lo chiamo il lettino di Getulio, in questo libro c'è anche una foto. E adesso ti mostro la diapositiva 3, no? Sì, certo. Tutti si stavano domandando se esiste questa cosa. Esiste, però allora, non solo esiste, è stato applicato soprattutto in Lombardia da un medico, qui c'è l'intervista, si chiama Pier Giorgio Spaggiari, perché si chiamano studi osservazionali e sono stati fatti, come dicevo prima, in punta di piedi per cercare di non scomodare il gigante. E purtroppo poco invece nel Veneto. Questi studi osservazionali servono perché se io ho 10 casi, 100 casi, 1000 casi, diciamo, ho una notevole differenza. Voi sapete che la medicina funziona, tanto non è una scienza esatta, funziona per tanti casi. E il fatto dunque di avere osservato tanti comportamenti di tanti malati e averli registrati e averli portati in convegni scientifici e aver dunque arricchito la documentazione crea dà comunque un certo valore, più o meno valore a questa tecnica. Nel libro io ho ripercorso i convegni tecnici, i convegni scientifici dal 2006 fino al 2010, arrivando anche a Luc Montagnier, che è un famoso scienziato francese, quello che ha scoperto il virus HIV, il quale nel 2010 dà in pratica conferma la correttezza di queste impostazioni, e quindi non è tanto, e qui mi interessa molto dirlo, non è tanto il punto di vista di alcuni spericolati che stanno pensando borderline a qualcosa di particolare, no, sono teorie tecniche che sono state confermate da un premio Nobel. Vi dicevo dove si trovano queste applicazioni.
Ecco, qui c'è Andrea Trevisan, che è una persona che ha conosciuto e ha lavorato con Getulio Talpo, il quale aveva costituito una società, una piccola società con la quale cercava di migliorare questa applicazione. Adesso ce n'è anche qua una a Mestre, una sede che è presso la Lotte Services, il centro iperbarico di Marghera. Presso il centro iperbarico di Marghera c'è la possibilità anche di, se volete, verificare il funzionamento. Io voglio dire che questa tecnica io l'ho sperimentata su di me, e anche questo che mi ha indotto. Io sono un piccolo esempio di come Quello che sei impazzito perché no, c'era comunque una motivazione. Allora, vi dicevo che io avevo avuto un incidente, sono caduto con i sci, mi sono rotto una spalla, avevo 3 tendini rotti, bisogna fare un intervento, come si dice, senza tagliare, adesso mi sfugge la parola. Laparoscopia? Sì, appunto. Uscito dall'intervento, avevo una spalla che sembravo sì, appunto. Sembravo un palestrato. Perché? Perché si formano degli edemi. Quando voi avete un edema, cosa dice la medicina? Dice che dovete aspettare che passi, che il liquido si assorba. Invece uno dei successi senz'altro che io posso testimoniare, che questa macchina, che questo immergersi in un campo elettromagnetico ultradebole come il tuo ottiene, è proprio sugli edemi, cioè c'è un assorbimento, non dico immediato, ma nel tempo di 45 minuti uno sta steso e l'unica sensazione è che hai sonno e basta, e dopo stai dunque anche bene, c'è veramente una sensazione di rilassamento. Dopo c'è un'iniezione che non finisce più, cioè è tutto il liquido, una parte importante del liquido era stata diciamo, evacuata, e la tensione che aveva nella spalla si era abbassata, con conseguenze immediate anche nella sensazione di dolore che era quasi scomparsa, molto ridotta. E uno dei passaggi importanti si potrebbe chiedersi com'è che si fa a trovare il campo magnetico che interessa a lui piuttosto che a lei, piuttosto che a un altro. C'è un software che è stato messo a punto da Getulio Talpo, e questo qui è in fase di miglioramento, cioè questo è in pratica cercare di tarare la macchina a seconda che il paziente sia uomo, donna, alto, basso, pesa, avuto, e a tutti questi riferimenti corrispondono dei cambiamenti nel software, e quindi nelle variazioni del campo elettromagnetico, in modo da indurre diciamo, per ripristinare o indurre il cambiamento dove serve. Io potrei dire tante altre cose, perché questo libro qui finisce anche a centrare la fusione fredda. Voi forse sapete che cosa voleva dire, e se no ve lo dico in 2 parole. La fusione a caldo sarebbe la bomba atomica e l'energia nucleare. Ci vogliono naturalmente le centrali nucleari. La fusione fredda sarebbe un bicchiere d'acqua, metto dentro un elettrodo, da due elettrodi, e quando viene fuori l'energia da qua. Anche qua voi capite che se io con un bicchiere d'acqua e poca spesa ottengo un'energia molto superiore a quella, ottengo un'energia nucleare, perché c'è effettivamente si dimostra che c'è stata una fusione nucleare. Sto mandando in ora un sacco di persone che stanno lavorando sulle centrali nucleari a caldo. Oddio, per il quale la fusione nucleare a freddo è stata diciamo liquidata, ma non tanto, perché in quest'altro libro, Il segreto delle 3 pallottole, scritto da Emilio De Giudice assieme a Maurizio Torealta. Noi parleremo a ottobre con Emilio De Giudice. Ottobre.
allora butto là, l'acqua sì, e e si spiega, cioè si raccontano fatti, episodi che comunque hanno fatto parte anche della cronaca. Per esempio, le persone che hanno partecipato, militari che partecipavano alle spedizioni in Bosnia oppure anche altrove, che sono tornati a casa e sono morti non si capiva di che. Allora, la fusione fredda esiste ed è stata applicata dagli eserciti. Se ti sparano un confetto non è più piombo, ti sparano una piccola bomba atomica fredda che distrugge il carro armato, però dopo crea qualche problema, motivo per il quale, vi leggo un piccolo passo. C'è un giornalista inglese che è andato a preparare il filtro dell'aria di una delle ambulanze che erano intervenute. L'ho fatto analizzare e dice: mi hanno portato adesso i risultati, contiene uranio arricchito, apparteneva a un'auto che è stata impiegata in guerra solo per 14 giorni. Tutto l'uranio arricchito che contiene è stato raccolto in 2 sole settimane. Ti consiglio di occuparti di questa cosa, si stanno parlando 2 giornalisti. L'autore Emilio Del Giudice è lo stesso che c'è un filo rosso che lega queste cose, però non so se dicevo concludo. Emilio Del Giudice quando aveva messo a punto il postulato del dominio di correnza dell'acqua, era incappato a spiegare con questa posizione teorica la fusione fredda annunciata da Fleischmann e Pons, che avevano anche questi messo a punto il marchingegno pratico, ma non lo dominavano teoricamente. Ma questo ha portato purtroppo Giuliano Preparato ed Emilio Del Giudice dentro a quella corrente di scienziati che dovevano essere maledetti per forza, perché mandavano a carte 48 tutto il castello degli interessi costruiti, ripeto, sulla fusione a caldo e quindi sulle bombe atomiche, sulle centrali nucleari, eccetera. Ho chiuso. Andrea Trevisani, che fa parte di questa società appunto Prometeo, ci illustra un po' in pratica anche come funziona sia il lettino e sia in particolare per alcune terapie che sperimentano a Padova e a Vienna. Avrei dovuto dire, scusa un secondo Michele, che in questo libro si parlava anche delle applicazioni, ce ne sono molte. Applicazioni di questa cosa del lettino, per esempio diabete, tumori in fase avanzata. Lui parlerà, Andrea, della sclerosi multipla, però anche sulla lombalgia, disturbi d'ansia, disturbi depressivi, ricerca sui tumori e poi altre applicazioni sul metabolismo. Cioè si è provato di tutto, come vi dirò io adesso. Bene, premetto che io sono l'amministratore della società e sono di origine amministrativa, per cui non sono un fisico, non sono un medico, non sono uno scienziato, quindi cercherò di spiegare in parole semplici quello che io so, perché la parte tecnica e medica preferisco lasciarla dalle altre persone. Comunque, tanto per fare un esempio di come funziona questa tecnologia, perché sembra un pochino qualche cosa che risolva tutti i problemi, è perché lei lavora in termini trasversali. Cosa significa questo? Facciamo un esempio molto semplice sulla osteoporosi, mi è facile questo esempio. L'osteoporosi è un problema perché? Perché a un certo punto della vita, specie per le donne, le cellule delle ossa non assorbono più il calcio. Questo esce dalla cellula e non rientra più. Analizzando questo da un punto di vista chimico, i medici cosa fanno? Ti danno un farmaco oppure ti cambiano l'alimentazione in modo tale che sia più ricca di calcio, ma questo calcio non è che automaticamente rientra all'interno della cellula, continua a girare all'interno del corpo ma non entra nei luoghi corretti. Questo perché? Perché le cellule delle ossa hanno creato una barriera, diciamo così, non fanno passare questi ioni. Utilizzando invece queste onde elettromagnetiche ultra deboli e precise,
noi andiamo a stimolare lo ione calcio e quindi automaticamente stimolando questo ione facciamo in modo che questo ritorni automaticamente all'interno della membrana cellulare. Questo in sintesi è il principio di funzionamento della macchina, ovvero stimolare gli ioni in modo tale che facciano quel salto quantico, la macchina si chiama Quake Physics, cioè Quantum Electrodynamic Coherent, in modo tale che questi ioni possano ritornare all'interno della cellula. Questo perché? Perché se noi riusciamo a riequilibrare la cellula nel modo ottimale, come dovrebbe funzionare al 100% delle sue potenzialità, abbiamo risolto i nostri problemi. Questo è il principio di funzionamento della Quake Physics. Per poter fare questo, allora, noi abbiamo utilizzato queste onde elettromagnetiche ultra deboli. Perché mandiamo in risonanza questi ioni. Cosa significa? Tutti noi conosciamo la risonanza magnetica. La risonanza magnetica è una macchina che con una certa potenza manda in risonanza lo ione idrogeno e ad una certa, con questa potenza viene fatta poi una fotografia del nostro corpo e si evidenzia in maniera molto più dettagliata rispetto ai raggi X. Però queste macchine qui lavorano a una potenza di 0,7345 Tesla, tanto per dare un ordine di grandezza. Le onde elettromagnetiche che vengono utilizzate con questa tecnologia qui sono 1 milione di volte più basse rispetto a quelle della risonanza magnetica, cioè sono talmente basse di intensità e frequenza che sono addirittura più basse del campo magnetico terrestre. È una cosa naturale, solo che si tratta di stimolare le persone carenti di questi elementi con quelle frequenze giuste, per quell'intensità giusta, in modo tale che rimettano a posto il loro metabolismo. Ed è proprio attraverso gli studi del professor Zabing e di Boff che si conoscono quei picchi precisi, come è visto nel grafico, che solo se noi andiamo a, con una frequenza di intensità ben precisa, stimolare lo ione, si attiva. Se noi andiamo al di fuori di quella precisa, piccolissima quantità, non succede assolutamente nulla. Ecco perché utilizzando questa tecnologia non ci sono effetti collaterali, cioè se noi stariamo la macchina, se noi andiamo fuori di quel picco, la macchina, noi non andiamo a stimolare gli ioni, quindi non succede assolutamente nulla. Un altro aspetto molto importante che è venuto fuori con questa tecnologia attraverso gli studi di Emilio Del Giudice Preparata e di Getulio Talpo è che hanno scoperto che l'acqua non ha solamente la funzione di diluente nel nostro corpo umano, ma è fondamentale per trasmettere queste onde ultra deboli, proprio perché si formano delle cluster d'acqua, si chiamano così, questi domini, quei gialli che vedete in basso, che sono orientati in modo tale che trasmettono poi queste onde ultra deboli. In questa maniera qui la trasmissione del segnale elettromagnetico è istantanea ed è una delle spiegazioni per cui non riusciamo a fare determinati movimenti. Cioè, pensiamoci un attimo, per quale motivo io penso di dover, perché mi succede che prendo una botta sul piede, mi fa male e ritiro il piede. Come può essere questo così automatico? Ci vuole che con la velocità della luce io abbia una trasmissione attraverso il nervo che arriva al mio cervello, il cervello capisce cosa sta succedendo e automaticamente dà al muscolo la forza e il segnale per poter ritirare il piede. Questo, se noi lo vogliamo spiegare da un punto di vista chimico, è impossibile, perché se ogni molecola deve fare questo passaggio non ci mettiamo un tempo istantaneo, ci vorrebbe un tempo molto più lungo. E uno di questi segnali, una di queste spiegazioni può essere proprio il campo magnetico attraverso l'acqua. Comunque non voglio dilungarvi così tanto da un punto di vista tecnico. Abbiamo realizzato questa tecnologia che è stata confermata poi da Luc Montagnier, come diceva prima Lorenzo Mazzaro, premio Nobel della medicina 2008, e abbiamo realizzato questo lettino.
Come funziona? Funziona che una persona si distende vestita all'interno di quel lettino, si posizionano gli anelli e all'interno di quel lettino si forma un tunnel magnetico che viene personalizzato per ogni singola persona. Cosa significa personalizzato? Significa che abbiamo realizzato un software attraverso una serie di domande molto semplici, generali sulla persona, quindi il suo stato generale, la sua digestione, il suo umore, il suo sonno, dei suoi problemi di pelle piuttosto che di gestione, eccetera. Domande molto semplici, però ci permettono di individuare quelle che sono le carenze ioniche legate ad ogni singola persona. Dopo aver capito queste carenze ioniche, noi quindi possiamo riequilibrarle in modo tale che il metabolismo funzioni al 100% delle sue potenzialità. Una volta fatta questa, chiamiamola così, anamnesi, che dura 10 minuti, un quarto d'ora, viene memorizzata il pacchetto di onde che sono legate per ogni persona e poi si inizia la terapia. La terapia non si sente nulla. Una volta che si mette in erogazione le onde, che sono solo all'interno di quel tunnel, di quegli anelli lì, non si sente caldo, freddo, rumore, potenza, eccetera, perché è un campo magnetico simile a quello del campo magnetico terrestre, tarato per la persona, però di intensità e di frequenza molto bassa. All'inizio della terapia di norma le persone, proprio perché fa un effetto di aprire i canali ionici, quindi fa un effetto miorilassante, spesso, come ha detto prima Renzo, si addormentano e vanno anche in sonno REM, quindi c'è questo effetto di un recupero, di rilassamento molto, molto veloce. Noi l'abbiamo applicata questa macchina per tanti motivi, d'accordo? E adesso ne parlo uno in primis, dove praticamente abbiamo avuto i maggiori risultati anche da un punto di vista scientifico, perché sono stati presentati degli studi sulla sclerosi multipla. Questo è un lavoro che è partito prima nell'ospedale di Lodi e poi successivamente nell'ospedale di Cremona, dove un gruppo di 150-200 malati, malati, perché la regione Lombardia aveva avallato questo studio, abbiamo fatto questa piccola ricerca, questo piccolo studio osservazionale. All'interno del reparto praticamente c'è stato un gruppo di persone al ciclo della quackphysis e altre persone, praticamente c'era il reparto di destra e il reparto di sinistra, che sono stati utilizzati come persone che continuavano con il ciclo normale. Cosa significa questo protocollo? Rispetto al protocollo tradizionale, queste persone hanno aggiunto la tecnologia quackphysis. Vediamo se riesco a sistemare. Così faccio vedere anche un pochino di numeri. Già dalle prime sedute la macchina dà una serie di risposte. Queste risposte sono, eccola qui, queste risposte sono molto veloci. Cosa significa? Significa che fin già dopo 2, 3, 4, 5 sedute questi malati incominciavano ad avere un controllo maggiore della minzione, avevano una maggiore forza, incominciavano anche a scaricare tutta una serie di effetti collaterali dei farmaci stessi che loro avevano ovviamente ingerito nell'arco dei mesi / anni della loro terapia precedente. Riuscirono ad avere un rapporto migliore con il fisioterapista, che questo poteva lavorare quindi più in profondità con dei risultati migliori.
avevano una forza superiore, piccoli passi che riuscivano a ottenere però con grandissimi risultati, cioè queste persone che utilizzavano per esempio il corridoio dell'ospedale come unità di misura per la forza e per la stanchezza, al posto di farne uno dopo cominciavano a farne 2, a farne 3 e i risultati venivano verificati, cioè venivano sentiti non solo dai pazienti ma anche dal personale e dai parenti delle persone, perché si trovavano davvero una persona molto più reattiva, molto più positiva, molto più disponibile, molto più morale della favola. La qualità della vita di queste persone è nettamente migliorata. Questo studio è durato per circa 6 mesi, abbiamo portato avanti questi risultati, sono stati poi pubblicati dalla Regione Lombardia. Si stabilizza poi o dipende? Questa no. Noi abbiamo visto che la malattia, lo stato che ovviamente avanza progressivamente, invece è stata rallentata se non addirittura bloccata. Ci sono stati dei casi di regressione, però non posso dire che è stato ovviamente causa della macchina. Però le persone, facendo un ciclo di 10-15 sedute, questo ciclo riuscivano a mantenere questa posizione per circa 3, 4, 6 mesi. Quindi rifacendo il ciclo di sedute ogni 3-6 mesi, riuscivano a mantenere questa qualità della vita nettamente superiore rispetto alla precedente. Andrea, scusa, posso chiedere, è scritto 26/11/2007 il protocollo di lavoro, che è la data con la quale avete fatto, è stato fatto a Cremona. 2007 siamo al 2012, è successo niente di più, di diverso dopo? Beh, qualche studio in più ne abbiamo fatto, eccetera, però più che altro sono aumentati i numeri di persone che si curano con questa macchina, principalmente nell'Interland tra Milano, Lodi, Cremona, perché questa macchina si trova all'interno di questo ospedale, di questi ospedali. Non sono riuscito a dialogare con le istituzioni qui nel Veneto per poter... Ma quindi attualmente qui? C'è qui a Non Bagnoli. C'è in istituto privato, non pubblico. Ma ecco, il rapporto che avete con l'istituzione, che rapporto è? È difficile, difficilissimo, con le istituzioni pubbliche. Volontariamente ostacolato. Ma la magnetoterapia esiste, funziona? Sì, ma questa è una magnetoterapia che è completamente differente, perché si tratta di un campo magnetico che è come minimo 1000 volte più basso rispetto alla magnetoterapia classica, e quindi stiamo parlando di, non so, l'elettronica che lei utilizza per fare la calcolatrice piuttosto che l'elettronica che utilizza per fare un computer, cioè le cose sono completamente differenti. Sì, però allora posso dire due cose di questa materia. Allora, l'omeopatia è accettata, codificata, ci sono dei medici che la usano, entra nel sistema sanitario nazionale. E però gli studi appunto che sono simili a quelli che avete citato, l'envenista, del giudice, l'ipotesi dei cluster, quindi di queste molecole d'acqua che si sistemano in una certa direzione e quindi che danno queste informazioni all'acqua, comunque al liquido del nostro organismo, ha la stessa, però non è validata da un punto di vista scientifico. La correggo perché c'è proprio Spaggiari, che Giorgio Spaggiari, che è uno di quelli che ci sta portando avanti gli studi, ha presentato una legge, un disegno di legge che dovrebbe diventare legge a breve ormai, dove l'omeopatia, in Regione Lombardia, ma poi questo dovrà essere esteso a livello nazionale, viene riconosciuta non più come medicina non convenzionale, bensì che venga considerata come medicina ufficiale. Quindi quello che mi sta dicendo lei, io glielo confermo, capisci? E tra parentesi, Nicola Del Giudice, il fratello di Emilio Del Giudice, che è uno dei più grossi omeopati italiani, collabora con il fratello e utilizza la Quack Physis
perché i principi in realtà sono abbastanza vicini, non sono lontani, capisci? Allora, il principio epistemologico, cioè qua si tratta di due principi, no? Il principio epistemologico dell'omeopatia, che è quello probabilmente simile al vostro studio, è una filosofia della scienza diversa, che non è, che può essere misurata a doppio cieco. Mi pare che il vostro tentativo è quello di misurarla a doppio cieco invece. Ma in effetti quello che noi facciamo fatica è proprio perché non possiamo misurare questi risultati con i canali, con i protocolli ufficiali. Il doppio cieco è scorretto da un nostro punto di vista. Sarebbe molto più corretto dire benissimo, vogliamo vedere quante persone utilizzano. Puoi spiegare il doppio cieco? Il doppio cieco significa che si fa una sperimentazione con un gruppo, diciamo, di pazienti e parallelamente un altro gruppo di pazienti si dà questo farmaco, diciamo, sperimentale. Ovviamente si controlla la verifica dei due gruppi senza ovviamente che il prescrittore sappia che farmaco guida, perché può esserci indotto nella prescrizione anche un effetto in qualche misura che potenzia il farmaco stesso. Nell'omeopatia esiste addirittura un farmaco che è placebo, cioè che è acqua fresca, per cui l'omeopata individua anche se questo principio, per così dire, di induzione può esserci o meno. Quindi questo esperimento nel doppio cieco considera comunque, non considera l'individualità delle persone, ma considera le persone come numeri, come dire, no? Statistica. Io comunque non è che concordo, nel senso che questo apparecchio, adesso non so se in particolare quello in questione, a mio giudizio può essere utilizzato in doppio cieco e senza perdere validità nella validità olistica, perché il principio di questi apparecchi, grazie all'effetto evidenziato da Zadi, è di erogare delle frequenze che inducono dei movimenti di ioni. Questi ioni sono calcio, magnesio principalmente, ma possono essere anche acidi nucleici, quindi proteine, non importanti, cioè pesanti. Ecco, l'induzione di queste correnti però dipende in parte dal campo magnetico statico che è presente, perché la frequenza di accoppiamento, la frequenza che induce gli ioni a muoversi è proporzionale al campo magnetico statico e per un altro verso è proporzionale al rapporto carica-massa di questi ioni. Quindi è specifica per lo ione, che il rapporto carica-massa, dove la carica e la carica di valenza è fissa, è specifica per ogni ione, ma è anche specifica per l'ambiente, e cioè è proporzionale al campo magnetico statico. Questo campo magnetico statico ha una grossa componente geomagnetica, ma anche una componente fisiologica, nel senso che ogni tipo di tessuto e ogni organo ha, per esempio, se pensiamo al calcio, un contenuto di calcio diverso. Le cellule, i mitocondri possono stipare il calcio, oppure il calcio può essere rilasciato dai mitocondri e passare nella cellula, nel citoplasma, e la quantità del calcio in moto, il ciclotronico, genera un campo magnetico. Questo campo magnetico si somma al campo magnetico statico e si somma in modo diverso per ciascuno tessuto, per ciascun tessuto, per cui e anche per ciascun distretto. Per cui è ragionevole che un campo magnetico sia in grado di indurre il moto del calcio, per esempio nel fegato, ma nello stesso tempo di non farlo nel cervello, o piuttosto del calcio una citochina. Noi pensiamo che tutti i movimenti di ioni nel corpo siano accompagnati da un campo magnetico e nello stesso tempo possono essere accelerati dallo stesso campo magnetico, cioè da un campo magnetico della stessa frequenza. Gli ioni si muovono di archi di orbita ciclotronica e questo comporta l'emissione di un campo magnetico con una specifica frequenza che è quella
relative al rapporto carica-massa che determina l'orbita ciclotronica, ma anche proporzionale al campo magnetico statico presente. Nello stesso tempo questi ioni possono essere indotti a muoversi da un campo magnetico esterno che abbia quella frequenza. Quindi da questo punto di vista c'è il principio di omeopatia, cioè il trattamento, se io ho un moto dello ione calcio depresso, cosa che, e qui viene l'altro aspetto, cosa che può essere misurata individualmente dall'impedenza che può essere misurata nel momento in cui erogo il campo magnetico che favorisce il moto. Allora io ho questo feedback: da un lato lo ione quando si muove a gradi di orbita e quindi genera un'onda elettromagnetica che è esattamente quella proporzionale al rapporto carica-massa dello ione moltiplicato il campo magnetico statico presente. Dall'altra, quando io fornisco questo campo, un campo dall'esterno che ha quella particolare frequenza, lo ione è indotto a muoversi. E il doppio cieco? Quindi questo che significa? Significa che io con una macchina, questa particolare ma anche altre, possibili future, con una macchina dovrei essere in grado di governare il movimento degli ioni. E governarlo in che modo? Fornendo lo stesso tipo di frequenza che il corpo, diciamo, l'eventuale malattia, diciamo, inibisce. Questo lo posso fare misurando appunto con l'impedenziometro il fatto che quando erogo la corrente che dovrebbe indurre il movimento di quello ione, in realtà trovo che c'è una resistenza, un'impedenza e una reattanza, una resistenza elevata, più elevata del normale. Questo significa che quello ione si muove poco e quindi quella è la causa della malattia e io posso provvedere il farmaco che è proprio la stessa energia, la stessa frequenza per curarla. In questo senso è un cambio. Il doppio cieco non c'è nessuna ragione per non farlo, nel senso che diversamente dal caso dell'omeopatia, dove il doppio cieco è in principio giustamente non funzionante, perché si dice non può tener conto, essendo così oggettivo, non può tener conto del soggetto, delle caratteristiche del soggetto. In questo caso non è così, può essere, proprio perché è oggettivo tiene conto delle caratteristiche del soggetto, cioè è questa misura di impedenza che mi dice qual è la frequenza alla quale si ha una diminuzione del flusso di quello ione, proteina, vitamina C per esempio, oppure lo ione dell'acido glutamico, quindi diciamo un acido nucleico sta nei processi nucleici della cellula, qualsiasi ione. Bene, è proprio, io sono in grado di capire individualmente, ma in maniera oggettiva, cioè indipendente dall'individuo, ma individualmente, perché è l'individuo che ha quella caratteristica campo magnetico che si aggiunge al campo magnetico terrestre che modifica la frequenza legata a quello ione. Non so se sono stato chiaro. Cioè, in poche parole, è sulla stessa persona che si fa l'applicazione e non facendola invece non è una cosa diversa da quello che diceva il signor in fondo, cioè il doppio cieco giocato su un gruppo di pazienti sì, contro un altro. Sì, perché per ogni gruppo di pazienti io lo faccio con questa metodologia che è una metodologia che si tara sulla persona, cioè che si tara anche elettronicamente, non è che necessariamente c'è l'intervento dell'operatore. Se io ho un sistema che crea, adesso questa macchina non lo fa ancora, lo fa in batch, diciamo, viene misurata l'impedenza separatamente dall'erogazione del campo, ma in via teorica e anche dal punto di vista tecnologico, no, è perfettamente pensabile che questo feedback sia continuo, cioè misuro l'impedenza, erogo,
misuro l'impedenza e dall'impedenza vedo, cioè vede la macchina, se si ha una diminuzione di flusso di quello ione, e quindi a quel punto erogo proprio quella frequenza per dare l'energia e indurre il moto di quello ione, e quindi aumentare il moto di quello ione e diminuire l'impedenza. È un sistema che può essere automatizzato e a questo punto è tarato sulla persona. Sì, ma il doppio ricerco che facevo riferimento è che oggi non possiamo mettere in concorrenza sullo stesso piano un farmaco con un dispositivo medico. Le due cose non sono fattibili, non sono neanche realizzabili, non sono neanche da pensare attualmente a livello di protocollo legale, non è fattibile. Posso fare una domanda diversa allora, svelandomi un poco? Com'è che può migliorare questa tecnica dal punto di vista diffusionale se voi non riuscite a fare numeri che siano avallati da, cioè, chiamiamoli studi osservazionali, ma importanti tali da arrivare a diciamo, promuovere? Beh, innanzitutto c'è da dire che di queste macchine qui ce ne sono circa una cinquantina che girano per l'Italia e all'estero, quindi non è una macchina che è così ferma solamente a livello di prototipo. Inoltre è dal 2006 che noi continuiamo a commercializzare questo prodotto, questi prodotti. Qual è il problema? Il problema è che per poter fare delle ricerche come vengono chieste a livello internazionale bisognerebbe prendere un gruppo di come minimo 100-150 persone che abbiano le stesse caratteristiche ben precise di malattia standardizzata, tenerlo sotto controllo, monitorarle per un certo periodo, 100-150 con l'utilizzo dei prodotti farmacologici più l'utilizzo della QuickPhysics, altri 100-150 invece con i protocolli normali, e poi dopo una serie di 3, 6, 12, 24 mesi raccogliere tutti questi dati e pubblicarli. Per questo ci vuole una quantità di denaro per noi impossibile, perché Prometeo è una società che è stata voluta dai del giudice Getulio Taco ed è nata come una piccola SRL, non come una multinazionale. Chi ci dà una mano oggi a fare queste cose qui sono ricercatori, medici all'interno di istituti universitari o ospedalieri, oppure che hanno delle cliniche, che hanno comunque la passione della ricerca, che ci raccolgono la loro statistica, e quindi sulla base di quello riusciamo a presentare una serie di prove che sono oggettive, sì, però ovviamente non hanno quella valenza di studi a livello internazionale. Io aggiungerei che una delle macchine è in Israele. 2 macchine sono in Israele. Sono state portate in Israele 2 macchine da un distributore. Una di queste è finita in un ambiente vicino all'università a livello sia sportivo che militare, perché lì sono abbastanza legati il mondo militare col civile e anche col sportivo. E abbiamo fatto una serie di test soprattutto per quanto riguarda le microfratture. Lì ci sono gli sportivi e i militari che sono ragazzi giovani che vengono sfruttati fino all'esaurimento delle loro forze fisiche, e quindi capita spesso che il loro scheletro si fa delle microfratture, le chiamano così. Le donne addirittura perdono il ciclo mestruale, hanno conseguenze di questo tipo qui, e devono avere un riposo forzato per 6-12 mesi. Con l'utilizzo con questa tecnologia si è ripristinato in maniera veloce il loro metabolismo, hanno recuperato in fretta queste microfratture, e nell'arco di 3-6 mesi queste persone sono ritornate a fare quello che facevano prima. E non sono 150, tali per cui si potrebbe mettere a punto? Sono anche di più, ma anche questi qua hanno detto queste ricerche le pagate. Sì, ma io vorrei dire una cosa, che questo tipo di macchina, diversa da questa, esistono in altri paesi, anzi si sta facendo
sempre più forte la diffusione. Ci sono macchine prodotte da industrie russe che vengono usate ad esempio all'ospedale di cardiologia, più grande dell'ospedale di cardiologia della Russia, di Mosca, il Bakulov. Ci sono macchine all'Università di Israele fatta da un'altra ditta, si chiama Evatel, l'Università di Tel Aviv. L'Università di Tel Aviv ha un reparto di reparto di fisiologia di Tel Aviv, ma ci sono in Germania altre 2 o 3 ditte che costruiscono macchine di questo tipo. Questa è a mio giudizio la più avanzata, proprio perché è quella che risponde di più, diciamo, alla teoria, le altre rispondono più a principi più empirici, ma comunque il successo di queste macchine è ovunque in tutti questi paesi. Il rischio qual è? Che noi, che siamo forse a livello più avanzato, perderemo il brevetto e tutto, perché altri faranno i protocolli clinici necessari per la validazione delle macchine. E a quel punto avranno anche il brevetto internazionale dei protocolli. Quindi il rischio è che l'Italia, che in questo piccolo settore, ma di grande avvenire, che probabilmente si è trovato in questi anni, si trova ancora con le applicazioni più avanzate, in realtà sia superata da queste iniziative industriali che alcune sono anche più antiche, quelle tedesche sono macchine che sono state concepite degli anni 80-90, sono concepite 10 anni prima, altre sono più recenti, ma tutte vanno nella direzione di validare. E diciamo in Russia all'ospedale Bakulev sono già usate il reparto per i posti infartuati. In Israele a Tel Aviv, non so per l'altra esperienza, sono usate, sia pure non nella routine medica come in Russia, sono usate tuttavia nella routine. Nel libro, mi fai ricordare, si ricorda, c'è una citazione di un episodio che a un certo punto Emilio del sulla Getulio Talpo verso il 2004-2005 incrocia alcuni tedeschi che volevano finanziare e gli hanno offerto anche di entrare in una società per gestire queste applicazioni. Lui ha anche provato, ma si è creata immediatamente una frattura, perché le applicazioni che volevano questi erano in centri estetici, mentre lui mirava alla sanità, cioè lui voleva entrare in ospedale, aveva in mente un tipo di utilizzo ben differente da quello a cui si rifacevano queste applicazioni più empiriche, più pratiche, che poggianti su una ricerca diciamo teoretica di questo calibro. Il fatto che Getulio sia morto nel 2006 ha chiuso, purtroppo, ha stretto le prospettive di diciamo questa... che la Prometeo è rimasta orfana dell'inventore. Di questa persona genialoide, perché aveva trovato il meccanismo, lui stava sempre pensando a migliorarlo, e uno dei motivi per i quali poi anche c'erano i sapori, perché lui aveva concordato un certo lettino e aveva già immaginato il suo successore, ma non era ancora pronto dal competente, per cui insomma anche lì lui era proiettato verso il futuro continuamente ed era molto meno attento alle necessità pratiche che aveva anche la sua società. Certamente che adesso, una volta invece che si è realizzato questo lettino ed è stata anche valorizzata la fase commerciale, ci manca o almeno sia un po'... È referente. Sia un po', ecco, sì, perché lui era un genio, riusciva a fare in tutte le materie, riusciva a fare le cose all'eccellenza. E dopo il suo genio non si fermava, cioè la macchina, quando aveva già realizzato la macchina, lui voleva andare più avanti come ricerca, però bisogna cercare anche di fermare un attimo la situazione e mettere prima in provare queste terapie
perché il conto è fase da un punto di vista teorico, poi è differente da fare da un punto di vista di sperimentazione, e poi bisogna fare anche una distribuzione delle macchine. Questi due aspetti a lui non interessavano, perché lui andava avanti con la ricerca sempre a mete molto più ambiziose più avanti. Ovviamente queste cose le puoi fare solamente a livello di ricerca. Sta di fatto che all'interno della Prometeo ci sono tante di quelle possibilità che devono ancora essere sviluppate, perché ci vuole tempo per realizzare queste. Allora, siamo arrivati, vado velocissimamente perché poi Livia deve prendere il treno e tornare a Roma. Lo ringraziamo perché è venuto apposta da Roma per noi. Giulio? Un paio di domande. Tornando alla parte diagnostica, volevo sapere se il software elabora non solo informazioni di tipo fisiologico, mi fa male alla spalla, male allo stomaco o altro, o prende in esame con l'impedenza tutti i miei elementi che possono avere qualche problema. Come funziona in pratica la fase diagnostica? Mi si mette addosso degli elettrodi o semplicemente... Però tutto in maniera molto veloce, Andrea, perché veramente siamo... Beh, la macchina funziona così. Innanzitutto abbiamo la possibilità di erogare tutte le tipologie di onde, quindi stimolare gli ioni, tutti gli ioni, magnesio, potassio, manganese, oro, argento, alluminio, zinco, eccetera, eccetera. C'è il software che analizza a livello generale quello che necessita la persona per poter raggiungere il corretto metabolismo della persona. Okay? Però questo metabolismo non è detto, cioè la persona in quel momento là ha sì bisogno di correggere il metabolismo, però è in una convalescenza, o ha avuto un incidente, o ha avuto una malattia. Ci sono dei fattori topici che in quel momento lì devono essere per forza di cose urgentemente sistemati. Quindi il nostro software elabora da una parte il raggiungimento del metabolismo, una seconda parte invece il raggiungimento dell'esigenza del momento della persona. Quindi andiamo ad aggiungere per aiutare la convalescenza, per sconfiggere l'osteoporosa, per aiutare le persone che hanno il Parkinson, per l'infiammazione, per l'artrite, cioè quindi si vanno a utilizzare queste onde specifiche. L'insieme del pacchetto del metabolismo più il pacchetto dell'uso topico della persona realizza un insieme di onde che sono altamente personalizzate per ognuno di noi. Questo cerchio che vedete qui, che cos'è? Questo è l'analisi che viene fatta poi attraverso l'indipendenziometria, come aveva detto giustamente il professor Livio Giuliani prima. Cioè noi possiamo leggere quindi in tempo reale il passaggio degli ioni nel nostro corpo e quindi verificare la permeabilità degli ioni dopo una terapia. Quei puntini che voi vedete che nelle grafiche in alto, quella strisciata blu sulla parte destra sinistra del quadrante, è che partono, spiegato meglio qui, in una posizione iniziale, man mano che si muovono, perché vengono monitorati ogni 20 secondi, c'è un puntino che si somma agli altri, quindi si vede una strisciata così, che in realtà sono la posizione iniziale, l'intermezzo e finale della persona. E graficamente possiamo vedere quelle due linee che si vedono a poco, che sarebbe una linea rossa e una gialla, che sarebbe della reattanza e della resistenza, che man mano prosegue la terapia vediamo che aumenta il grado della reattanza e quindi che passa da, non so, 40 a 50 così. La persona ha due elettrodi, uno su un piede e uno su una mano. Che monitorizza. Che me rimane presente. E la dottoressa Zucchero, l'ultima domanda. Allora, vedo pochissima riguardo a tutti gli specialisti, fisico e medico. Allora, esiste un metodo fisico per far uscire il calcio dalle cellule? E questo ve lo domando perché le persone elettrosensibili hanno probabilmente un'alterazione del calcio che entra troppo nelle cellule e questo provoca una
sia dei neuroni sia delle cellule muscolari. È una domanda forse più all'optimista. Diciamo che è stato scoperto da Rossali e poi nel 79 da Karen Blackman. E con il campo magnetico è possibile far uscire il calcio nel cervello. Il famoso esperimento sui pulcini, il cervello dei pulcini nel 1979-80. Sono stati esposti questi pulcini, poi è stato sezionato, sacrificato, sezionato il cervello, è stato visto che il calcio era uscito dalle cellule e si era concentrato negli interstizi intracellulari in maniera abnorme in quel caso. Quindi quelle onde là sono in grado di fare questa cosa. E sono onde molto simili, nel senso che qui abbiamo una radiofrequenza a 50 kHz modulata in ampiezza con la frequenza ciclotonica del calcio. In quel caso erano onde a 450 MHz, ma comunque modulate in ampiezza con la frequenza ciclotonica del calcio. Tu ti stai domandando se questo tipo di macchine possono servire a risolvere il problema dell'elettrosensibilità. Questa è la domanda. Tu dici potrebbe essere. Rispetto a questa cosa, sì. Wi-Fi nelle scuole. Esiste una normativa nazionale Wi-Fi nelle scuole? No, adesso non esiste è uscita questa norma di Monti che prima c'era un limite 6 volte meno. L'ha tolto perché ha detto Monti che vale solo negli edifici abitativi, le scuole non sono abitative. Allora scusate, intanto ringraziamo i relatori. Velocemente. Chi è direttamente interessato, ci sono 6 copie dei materiali che ha illustrato adesso Andrea, Trevisan, eccetera. Chi vuole il libro lo trova qui adesso a 5 euro e poi fuori trovate il tè caldo che non avete bevuto all'entrata con un sacco di dolcetti, anche troppi, non ingrassatevi troppo, fate una cosa così. Chi vuole ricevere tè e acqua a casa deve venire qui sull'indirizzo.